Quindi è da operare, lei dice, dottoressa? Sì, assolutamente. Io glielo consiglio, come dice lui. E che tempi ci sono per fare la cataratta qua? Qua abbiamo un anno. Da noi c'è un anno qua in questo ospedale. Eh. Ne facciamo 18 tutte le mattine. E quindi come facciamo? Niente, dovete vedere voi, andate a Piove di Sacco. Guardi qua, siamo in ritardo. In alto su, in basso giù. Sinistra, destra. No, il problema è che la catarata non è considerata urgenza, non può avere un carattere di urgenza, tranne nei traumi. Per cui non possiamo metterlo in urgenza. E quindi cosa È fa? delicatissimo. E quindi? Addirittura per i monocoli, pazienti che hanno solo un occhio, non possiamo farlo. Per cui dovete mettervi in nota, o se no, primo perché la cataratta, l'intervento di cataratta non è un intervento, è una cosa che viene a tutti prima o poi con l'età, in forma diversa. E poi perché qui è pieno di ospedali che fanno cataratta nel Veneto, sono tassativi con le liste d'attesa, sono controllate, soprattutto dopo le ultime vicende, è tutto computerizzato, quindi loro vedono dal tempo della visita quando lei è stato messo in nota. Dovrebbe essere messo in nota alla fine di tutti i pazienti che stanno aspettando. No, se lei vuole farlo ci sono dei posti riservati per la libera professione, quello lo può fare, però è un altro percorso. E quanto Secondo costa? me le converrebbe, allora, secondo me le converrebbe intanto vedere se riesce a farlo con l'impegnativa, ok? Perché faccia conto che se si libera un posto, intanto io farei così, mi metterei in nota, bisogna che faccia l'impegnativa da su. Siete US? Sì, US 6. Allora, conviene andare. 6, adesso è 6. Non esiste più un secondario. Allora, conviene fare così, secondo me, lei, perché poi questo vale per la cataratta del primo occhio, perché poi la richiesta era talmente grande che dal 1° gennaio di quest'anno la direzione ha deciso di fare il secondo occhio dopo 3 mesi dal primo, quindi è quello il problema. E si mette in nota, si fa l'impegnativa dal medico di base, le do il numero, si mette in lista d'attesa come tutti, poi ogni tanto telefono e se qualcuno disdice la inseriscono al posto suo. E poi devo chiedere fare più esami controllero. Certo, assolutamente, facciamo parte tutti della stessa ULS, assolutamente.